Ben ritrovati dalla redazione. Perseguita la collega credendo che lei nutrisse un interesse nei suoi confronti. Decine di messaggi, telefonate e persino velate minacce sui social, nella speranza di indurre la donna a dargli delle spiegazioni. Condotte che un 55enne triestino sono costati il rinvio a giudizio per stalking. Così ha deciso la GUP Manila Salvà, accogliendo la richiesta del PM Matteo Tripani. Il processo a carico del presunto stalker inizierà il 1° dicembre. La parte offesa si è costituita parte civile assistita dall'avvocato Elisabetta Burla. Una donna triestina di 60 anni cade in montagna e si procura un forte trauma alla gamba. Viene poi tratta in salvo dal soccorso alpino e dai militari della Guardia di Finanza. È successo a Dampezzo, Udine. I soccorritori della stazione di Forni di Sopra del soccorso alpino, insieme ai colleghi della Guardia di Finanza e ai sanitari del 118, sono intervenuti in seguito all'allarme dato dal marito che si trovava con lei e che si è portato presso il rifugio Tita Piazza a Passo del Pura per chiamare il 912. 8 tecnici sono andati a piedi sul posto a quota 1200 metri, guidati dallo stesso marito. Hanno imbarellato la signora e l'hanno portata a spalle fino alla strada dove è stata presa in carico dal 118. Nella nottata tra venerdì e sabato la polizia ha decurtato 50 punti della patente, ha ritirato 3 patenti, controllato 115 conducenti con l'etilometro e 21 con il drogometro. È stata inoltre riscontrata una violazione per concentrazioni alcolemiche da 0,51 a 0,8 grammi per litro di sangue e 2 da 0,81 a 1,5 grammi. Una persona è stata poi scoperta a guidare l'auto dopo aver assunto cannabinoidi e un'altra si è rifiutata di sottoporsi ad esame con drogometro. Non solo un sabato di sport a Muggia, con il debutto della primavera, gli uffici del comune e la presenza del sindaco Paolo Polidori hanno ospitato uno dei volti nuovi della Triestina tra i membri di House of Doge in queste prime settimane di assestamento dopo un'estate di terremoti. Si tratta di Oliver Sentner, il quale, accompagnato dall'amministratore delegato Sebastiano Stella all'incontro conoscitivo con il primo cittadino muggesano, ha unito la parte colloquiale ad una visita al terreno dietro Montedoro, oggetto di discussione parallela alla gestione della parte sportiva della Triestina, un asset fondamentale a livello infrastrutturale per il futuro, con un finanziamento pubblico milionario, qualcosa come 6 milioni e mezzo stanziati dalla regione, sospeso nel limbo, come aveva già dichiarato Polidori tempo fa, soprattutto se alle redini della società e nella direzione generale dovessero permanere una o più figure contestate. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, per velature ad alta quota, venti di brezza, temperature massime superiori alla norma del periodo, inversioni termiche marcate di notte nelle valli, in pianura verso il Veneto, in Valcellina, di notte fino al mattino, possibili locali nebbie. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura, fra 13 e 16, sulla costa fra 17 e 20 gradi, massime in pianura fra 27 e 29, sulla costa fra 24 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.